Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 14 gennaio 2022. Coronavirus, il Veneto resta ancora in zona gialla, lo ha annunciato nel consueto punto stampa il presidente della regione Luca Zaia, sottolineando come, in base ai dati sull'occupazione delle terapie intensive, senza i non vaccinati attualmente il Veneto potrebbe essere in zona bianca. Nei primi 13 giorni di gennaio, infatti, la presenza di Novax in rianimazione è aumentata del 41%, mentre quella dei vaccinati è scesa dell'8%. In generale, oltre l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è privo di copertura vaccinale. Di questo passo, il monito di Zaia, dovremo limitare sempre più le prestazioni. In provincia di Belluno intanto cresce di 5 unità il numero di ricoverati nei reparti Covid in area non critica. Attualmente i pazienti sono 36, a cui si sommano i 9 in cura all'ospedale di Comunità di Feltre e i 6 in terapia intensiva, per un totale di 51 ricoverati Covid. I nuovi contagi rilevati sono stati 756. 172 violazioni e 40.000 euro di sanzioni, questi dati 2021 dell'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche a Feltre, un'attività iniziata da quando, a fine 2020, con l'arrivo di Bellunum nella gestione della raccolta dei rifiuti, l'amministrazione comunale ha istituito il nucleo ambiente all'interno del corpo dei vigili urbani, 2 agenti con il compito appunto di verificare e sanzionare i comportamenti scorretti dei cittadini. Derubato dopo essere stato volontariamente urtato con l'auto. Questa è la denuncia di un 26enne per un episodio verificatosi ieri ad Alleghe. Il giovane procedeva lungo la regionale 203 a Gordina quando un altro mezzo ha impattato contro uno dei 2 specchietti. Fermatosi e sceso, il 26enne è stato aggredito dalle 3 persone a bordo dell'altro veicolo che gli hanno rubato il portafogli per poi fuggire. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sport, calcio a 5, rinviata la partita di domani tra Canottieri Belluno e Miti Vicinalis. Rilevato tra i bellunesi un focolaio Covid che coinvolge giocatori e staff tecnico. Il match verrà recuperato mercoledì 26 gennaio. Regolarmente in campo invece la Giorix Sedico, ospite del fanalino di coda Futsal Giorgione. Pallavolo Serie 3 sarà l'Abba Pineto l'avversario della Daroldo Logistics Belluno nel primo turno di Coppa Italia. Gara unica senza ritorno, valevole per gli ottavi di finale. Sfida in programma il 26 gennaio alle 20:30 a Pinetuan, terra abruzzese. Con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.